Eh, cercherò di non ripetere alcune considerazioni che condivido e faccio mio come i colleghi la convinzione che sia una buona giornata, perché il fatto che il Consiglio discuta, il fatto che poi si proceda a istituire una commissione d'inchiesta, il fatto che la Giunta dia corso a un fondo per le spese legali che poi produrremo con legge regionale, dando conto anche però a quello che diceva il collega Berlato, cioè su una mozione antecedente, su ordine del giorno a firma nostra antecedenti, quindi una cosa che nasce prima ma che è opportuna, quindi buona giornata. Credo però che la domanda che mi sto ponendo ascoltando me stesso, ascoltando gli altri, è poi qual è l'obiettivo di questa giornata? Dove vogliamo arrivare? Perché non possiamo essere ipocriti e dimenticare il passato. Come il Mose qualche anno fa era una bella realtà veneta ed essere invitati a fare la visita al Mose era una cosa che ci rendeva orgogliosi, poi ce ne siamo dimenticati, anzi, tutti noi, io non c'ero, fino a un anno fa tutti noi facevamo la fila, scusate dico tutti noi, poi uno, se qualche presidente di banca ci invitava, eravamo orgogliosi. Quindi, quantomeno, la politica veneta degli ultimi 20 anni non ha visto. E la politica veneta degli ultimi 20 anni, io non so se è responsabilità, ma si è persa. Anton Veneta mangiata 15 anni fa. Si perde oggi Veneto Banca, si perde Banca Popolare di Vicenza e sta perdendo il credito cooperativo. Il credito cooperativo dell'Alta Padovana, vedo qua il collega Marcato che condivide con me, oggi è del credito di Roma. Dire a un leghista che il credito cooperativo è del credito di Roma, credo che solo a pensarci Marcato vorrebbe trasferirsi, vero Marcato? Quindi sto dicendo che questa operazione, ci piaccia o non ci piaccia, prevedendo la necessità di passare alle società per azioni, prevedendo l'aumento di capitale, non essendoci la fiducia di cui parlava anche il collega Berlato dei risparmiatori per l'aumento di capitale, sarà, se è interessante per qualcuno, un assalto alla dirigenza di pochi noti. E altro che territorio, ne parlavamo qua in sede, la banca del territorio, fra un po' sarà una banca che come Anton Veneta, si chiama Anton Veneta, ma di territorio alle sedi. E quindi sono d'accordo con il collega Berlato. Tutto ciò che non serve alla banca, come la Regione fece qualche anno fa, provando a vendere degli immobili non utili, si venda e si faccia un fondo a garanzia dei truffati, cominciando dai truffati deboli, perché non è la stessa roba quello che è scappato informato da quello che invece gli hanno detto compra qua e adesso è a carte 40. E qua la politica c'entra, qua la politica deve vigilare, perché francamente non è che se fino a ieri chi ha governato questo sistema ha fatto quello che ha fatto, possiamo fidarci che domani cambi. C'è una colpa nostra che non abbiamo guardato quando era ora, ma adesso che sappiamo che qualcuno ha fatto male, tocca a noi vigilare su questo, che ci sia attenzione per i deboli. Se non facciamo questo, il nostro compito è inutile. E allora due cose e poi una considerazione. Se abbiamo soldi nel bilancio regionale, se mai ne trovassimo, per i deboli. E se, io mi auguro, ce la facciamo stavolta Presidente, se il 1,5 miliardi che può girare Veneto Sviluppo è vero, all'impresa veneta, ma fra 3 mesi o fra 6 un check-up. Perché sennò rischiamo di creare inutili illusioni ed è la roba peggio del mondo. Perché se uno si sente truffato, sa che ha perso dei soldi e spera in un aiuto e pensa che arrivi l'aiuto e poi non arriva l'aiuto, la depressione aumenta. Lascio un ultimo messaggio che in qualche modo credo sia questo il compito nostro più di tutti gli altri. Io di banche capisco quel che capiscono la maggior parte, cioè quello che leggo, però noto che in questo, e non sto cercando Banca d'Italia, responsabile, chi ha sbagliato paghi, ma cerchiamoli, controlliamoli. Diceva il collega Berlato, sottoscrivo quello che ha detto questa volta, cioè nel senso non possiamo far finta che basta far conto se la banca ha i soldi per i risparmiatori, perché se qualcuno è stato liquidato 2 anni fa,
qualche direttore con 1,5 milioni, 2 milioni e 3 di euro, beh, mi pare che c'era qualcosa che non andava, qualcuno che vada a vedere. Ma il tema vero che mi pongo è: siamo attenti nel nostro rapporto Veneto su Roma, ma lo dico stavolta non polemico, rispetto al fatto che qualcuno magari, perché ha commissariato la banca, trova i soldi da qualche parte per dare un aiuto a quei risparmiatori truffati, e noi perché le salviamo siamo becchi e bastonati, non troviamo i soldi per i nostri risparmiatori? Non vorrei fra qualche mese che la Banca Etruria, la Banca delle Marche, non le sto commentando politicamente, me ne frego, ma ci fosse in qualche modo un aiuto del governo a quei cittadini truffati, e se lo meritano l'aiuto, ma noi che siamo quelli bravi come sempre, come Pantalon, alla fine ci arrangiamo in casa e non chiediamo niente per aiutare i nostri truffati. Allora io non so qual è il modo, ma chiedo alla Commissione che andiamo a istituire che si preoccupi di aprire un canale tecnicamente sostenuto per capire se il modo con cui stanno tentando di aiutare i risparmiatori truffati delle 4 banche in questione nazionale sia un modo che possa essere trasportato in Veneto per aiutare con lo stesso criterio i nostri risparmiatori truffati, anche se le nostre sono banche salvate da noi e quelle sono salvate dallo Stato. Attenti, perché becchi e bastonati non funziona. Quindi la mia raccomandazione è: vigiliamo. Non l'abbiamo fatto ieri, con attenzione ai deboli. I forti si sono sempre arrangiati e, come diceva il collega Berrato, sono scappati prima che la stalla chiudesse le porte. Quei buoi sono grassi, si sono ingrassati a spese dei deboli. I deboli sono dentro la stalla e non c'è niente da mangiare, e i buoi importanti sono scappati fuori, quindi non citiamoli su questa vicenda, perché il sistema dell'impresa veneta agli altri livelli non ci ha rimesso neanche un grammo. Ci hanno rimesso quelli che avevano bisogno di soldi e hanno chiesto alla banca: per cortesia me li presti, e la banca gli faceva un sistema, gli diceva te li do a condizione che, e chi non capiva niente che è stato beffato. Da ultimo, io sono dell'avviso che vadano protetti sinceramente tutto il sistema dei dipendenti di questo sistema, ma anche là qualche attenzione ci vuole. Insomma, credo che se qualcuno ha detto alla vecchietta dammi i soldi, sapendo che la vecchietta in qualche modo, in quel modo li perdeva, un po' di attenzione ci vuole. Dico vecchietta e dico qualcuno stando generico, perché se si dimostra che qualcuno scientemente ha imbrogliato qualcun altro, tanto più se qualcun altro era fascia debole, credo che compete a noi che facciamo politica avere attenzione. Grazie.